Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Allerta arancione in Sicilia per il maltempo, chiudono le scuole in molti comuni, colpita soprattutto la fascia ionica meridionale, previsti rovesci di forte intensità, possibili mareggiate lungo le coste. Una casa dello spaccio sorvegliata 24 ore su 24 dalle telecamere per impedire blitz delle forze dell'ordine che però scoprono il fortino dello spaccio di San Cristoforo a Catania, 4 arresti. Ennesimo naufragio al largo di Lampedusa, morta annegata una donna originaria della Costa d'Avorio, salvi gli altri 46 migranti che viaggiavano sul barchino colato a picco. Ossessionato dai rifiuti di una donna, a Catania un uomo di 50 anni è stato denunciato perché pedinava e perseguitava anche con messaggi una quarantenne. Per l'uomo scatta l'obbligo di dimora. Circonvallazione di Catania pericolosa. Dopo la morte della studentessa travolta mentre attraversava la strada, le municipalità chiedono anche la ricostruzione del ponte sul Tondo Geeni. Il 23% degli studenti siciliani dichiara di essere stato vittima di bullismo o cyberbullismo. Per contrastare il fenomeno, la Regione presenta un progetto pilota che potrebbe diventare modello per le altre aree del Paese. Calcio, Catania e Messina proiettate alle sfide contro Giuliano e Juve Stabia. Lucarelli cerca il rilancio degli etnei anche in trasferta. I giallorossi studiano la capolista. Bentrovati. Arriva il maltempo anche in Sicilia e per domani la Protezione Civile lancia una allerta arancione nell'isola. Si prevedono piogge e temporali sparsi, specie nei settori meridionali e ionici. Ce ne parla Adelaide Barbagallo. L'atteso vortice ciclonico è arrivato portando temperature in picchiata, nubifragi in pianura, possibili nevicate sui rilievi e vento forte sulla Sicilia. Fenomeni che si faranno via via più intensi. Da domani a domenica l'isola verrà investita da quella che i meteorologi hanno già battezzato la sciabolata artica. La Protezione Civile regionale ha già alzato a livello arancione l'allerta meteo per domani nella fascia tirrenica e nella zona orientale dell'isola, mantenendo quella gialla nel basso trapanese e nell'Agrigentino. Scuole chiuse in diversi comuni. Nel catanese i primi a firmare l'ordinanza i sindaci di Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catene e Aci Bonaccorsi. Oltre 20 comuni in provincia di Messina in cui non si farà scuola, fra questi Taormina, Letojanni, Nizza, Furci, nel siracusano Rosolini. Nella seconda parte della giornata di domani ci sarà un'attenuazione dei fenomeni, cui seguirà una massa d'aria fredda che porterà a un crollo delle temperature molto evidente sabato. Vedremo l'Etna imbiancato. E a queste scuole si aggiungono anche le scuole dei comuni di Valverde e Aci Castello, sempre nel catanese. Cambiamo argomento, le telecamere sorvegliavano H24, la casa dello spaccio di San Cristoforo a Catania, una sorta di supermarket della droga dove 4 soci si dividevano il lavoro tra videosorveglianza, confezionamento dello stupefacente e vendita ai clienti. Emanuela Corsi. Avevano riallestito una piazza di spaccio nella stessa abitazione di San Cristoforo dove solo qualche mese fa i carabinieri avevano trovato Dante, il cucciolo di razza Rottweiler a difesa del fortino della droga. A finire in manette 4 pusher di 21, 22, 23 e 35 anni, gli ultimi 2 già conosciuti per i pregressi arresti. Questa volta però il piccolo cane da guardia è stato sostituito con ben 7 telecamere per videosorvegliare la casa di Via di Giacomo, dove preparavano le dosi di marijuana e le vendevano ai clienti. Qui gli spacciatori si erano suddivisi i compiti. Uno di loro era l'addetto alle immagini dell'impianto di videosorveglianza trasmesse su un imponente smart TV. Il secondo suddivideva la droga e la pesava. Un altro ancora la impacchettava e il quarto la smerciava ai clienti. Una catena di montaggio perfetta, messa in piedi sia per non far mancare lo stupefacente ai tossicodipendenti, sia per sorvegliare allo stesso tempo la zona. I carabinieri, attraverso appostamenti a distanza e seguendo anche i clienti che entravano nell'appartamento ad ogni ora del giorno e della notte, hanno fatto scattare il blitz, facendo irruzione in quello che possiamo definire un supermarket della droga. In casa i militari hanno colto in flagrante i 4 soci mentre erano impegnati a svolgere le loro specifiche mansioni. Gli uomini dell'arma hanno trovato inoltre droga e soldi provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e i 4 sono stati tradotti nella casa circondariale catanese di Piazza Lanza.
Confermate in Cassazione, tranne per una donna, le condanne per uno dei tronconi del processo agli spaccaossa. Per 8 imputati coinvolti nella truffa sui falsi incidenti stradali sono stati respinti i ricorsi e confermate le condanne in appello. Il processo è nato dall'operazione Contra Fides, messa a segno dalla Guardia di Finanza il 15 aprile del 2019. Come negli altri filoni d'inchiesta, le vittime consenzienti avrebbero percepito poche centinaia di euro per farsi spezzare gli arti, riportando a volte danni permanenti, mentre i capi delle varie bande avrebbero intascato migliaia di euro. Le vittime avrebbero avuto gambe e braccia rotte con pesi da palestra o mattoni di tufo per simulare le ferite di incidenti stradali mai avvenuti e truffare così le assicurazioni. Ennesimo naufragio al largo di Lampedusa. Una donna originaria della Costa d'Avorio finisce in mare durante il trasbordo e muore annegata. Salvi gli altri 46 occupanti del barchino colato a picco a 28 miglia dalla costa. Intanto continuano gli sbarchi e l'hotspot di Contrada Imbriacola torna ad affollarsi. Tonino De Mana. Morire ad un passo dalla salvezza, ad un passo da quell'Europa sperata, inseguita e chissà anche sognata. La tragica fine della 26enne ivoriana caduta in mare a Lampedusa durante le operazioni di trasbordo dal barchino la motovedetta dei soccorritori ed annegata in pochi minuti sconvolge e lascia attoniti. Il gruppetto salpato da Sfax si trovava a 28 miglia a largo delle Pelagie quando è stato avvistato dalla Guardia di Finanza. È a quel punto che i migranti, nel tentativo di farsi notare, hanno iniziato ad urlare e a sbracciarsi, facendo però ribaltare il barchino. E nel tentativo di recuperare i naufraghi, una donna che si trova in compagnia della sorella è finita in acqua morendo annegata. I finanzieri si sono subito mobilitati per recuperare tutti i naufraghi, tra cui 11 donne e 4 minori, facendo intervenire un assetto svedese di Frontex ed un elicottero della Guardia di Finanza. Dal racconto dei sopravvissuti non ci sarebbero dispersi. Intanto, dall'ispezione cadaverica emergono particolari agghiaccianti sulla morte della bimba di 2 anni della Guinea avvenuta nel naufragio di Capo Ponente. La vittima aveva una manina priva di 2 falangi, una prova del fatto che la piccola sarebbe rimasta schiacciata probabilmente a seguito di una rissa sull'imbarcazione oppure per l'improvviso spostamento dei migranti sul barcone per paura di finire contro gli scogli. Racconti confusi e contrastanti che dovranno essere approfonditi dagli investigatori. Ma le partenze dal Nord Africa e quindi gli arrivi non conoscono soste. 88 migranti sono sbarcati tra la notte e l'alba a Lampedusa. 2 barchini partiti da Sfax, soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera e dalla nave Aurora, a bordo dei quali c'erano 39 e 49 persone. Al momento sono oltre 1200 le presenze all'hotspot di Contrada Imbriacola, 103 sono i minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento sta coordinando i trasferimenti a Porto Empedocle. A Catania un uomo di 50 anni ha pedinato e minacciato la sua vittima tempestandola anche di messaggi sul telefono. Questi video faranno il giro di Catania, scriveva in uno dei tanti messaggi prima di ricevere l'obbligo di dimora in seguito alla denuncia della donna. Angelo Gagliano. Questi video faranno il giro di Catania. Questo è solo uno dei tantissimi messaggi che l'uomo, accusato di atti persecutori e di diffamazione, avrebbe inviato alla sua vittima, una quarantenne. A scatenare la fobia del cinquantenne sarebbe stato il rifiuto alle sue avance. Per la donna, che ha denunciato tutto alla polizia, era diventato impossibile vivere. Occhio ai movimenti che fate, perché avete le telecamere puntate tipo Grande Fratello. L'aveva anche scritto l'uomo, che era come ossessionato dalla quarantenne. Le indagini, scattate immediatamente, hanno portato all'obbligo di residenza per il cinquantenne. L'indagato non può recarsi fuori dal suo comune di residenza, ha l'obbligo di rincasare presso la sua abitazione entro le 20:30 e di non uscirne prima delle 6:30 del mattino, con l'obbligo di presentarsi presso la polizia giudiziaria in alcuni giorni della settimana. L'uomo avrebbe anche denigrato la donna, attribuendole molteplici relazioni, tra queste anche quella con un suo conoscente, e avrebbe poi inviato messaggi agli amici della donna, utilizzando svariate utenze telefoniche intestate fittiziamente a terzi, da qui anche l'aggravante della diffamazione con strumenti telematici. Condotte e stress avrebbero causato alla vittima uno stato di ansia e paura, tanto che negli ultimi tempi non usciva più con gli amici. Il tema della violenza sulle donne non smette di essere al centro di dibattiti e iniziative come quella delle coperte all'uncinetto contro gli abusi. Il CIRS di Messina presenta la coperta di Beatrice che nasce da una storia vera. Francesco Triolo.
Coperte create a maglia e all'uncinetto, ogni pezzetto delle quali rappresenta un passo avanti nella lotta costante contro la violenza sulle donne, ma anche il cammino per l'emancipazione. 100 metri quadrati di coperte che rappresentano la capacità di completare un difficile percorso di recupero della propria autonomia. La storia di Beatrice la racconta Maria Celeste Celi, presidente del CIRS, il centro che si occupa dell'assistenza e del recupero di donne vittime di violenza e della gestione della casa famiglia. Beatrice è una bambina nata da una brutta storia di violenza, da una brutta storia di una ragazza piccola che è cresciuta al CIRS, ma che poi si trasforma nella favola, perché le favole ci sono quando ci si lavora sopra, quando ci si impegna. Quindi è andata a scuola, ha preso il diploma di licenza superiore, lavora. Adesso Beatrice ha una famiglia, un papà, una mamma, e quindi quando è venuta qui quasi per caso, quando le nostre associazioni cucivano, abbiamo detto: è lei il nostro simbolo, è lei il simbolo della rinascita, è lei il simbolo che dalla violenza si può uscire quando si lavora in rete. La coperta di Beatrice nasce dunque per dire no alla violenza, ma anche per simboleggiare la rinascita da situazioni di vita drammatiche, il riscatto, l'importanza di una rete virtuosa di calore e protezione che funga da supporto in situazioni di vita talvolta drammatiche. Nell'ambito delle celebrazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la coperta di Beatrice a Messina diventa il simbolo della costruzione di una rete virtuosa tra associazioni, scuole, privati, forze dell'ordine. Se non lavoriamo tutti in maniera coordinata, dall'aiuto alle donne, all'accoglienza, all'inserimento lavorativo, al lavoro sugli uomini, al lavoro sulla dipendenza delle ragazze, non usciamo da questo problema. Circonvallazione di Catania, seduta itinerante della seconda e della terza municipalità per l'emergenza sicurezza. Si studiano proposte, alcune nostalgiche come la ricostruzione del ponte sul Tondo Gioeni ed altre drastiche come la richiesta dell'esercito. Tonino De Mana. Una seduta itinerante della seconda e della terza municipalità di Catania, separate soltanto dalla circonvallazione, oggetto proprio dell'incontro. Riunioni, idee e proposte si rincorrono alla luce dell'emergenza sicurezza riemersa drammaticamente dopo la morte di Chiara, la studentessa di Solarino travolta ed uccisa sul viale Andrea Doria. Si cercano soluzioni, a volte anche suggestive e nostalgiche, come quella di ricostruire il ponte sul Tondo Gioeni. La soluzione, a mio avviso, è solo una: rifare il ponte, e io rilancio questa iniziativa a contrasto di quella scelta scellerata che è stata fatta dall'amministrazione nel 2013. Chi invece invoca l'intervento dell'esercito. Ma sappiamo benissimo che c'è carenza di personale, quindi io mi ricordo le parole proprio del sindaco, del primo cittadino, quando si è insediato, che ha detto che nel caso sarebbe necessario anche chiamare l'esercito, se non è possibile avere appunto le pattuglie qui a vigilare. Poche risorse, pochi uomini per la polizia municipale, costretta ad attendere tempi migliori. Insieme al sindaco chiaramente stiamo lavorando invece per il futuro, per cercare di aumentare il numero dei dipendenti, tra cui anche quelle delle forze di polizia locale, per cercare di avere un supporto maggiore e quindi affrontare questi temi in serenità. Ma l'emergenza sicurezza non può attendere ed allora il senso civico resta l'unica soluzione per evitare nuove tragedie ed altre lacrime. Prime riunioni in prefettura a Catania per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Festa di Sant'Agata. Per il neopresidente del Comitato dei festeggiamenti, prima esperienza alla guida degli eventi legati alla patrona di Catania, Adelaide Barbagallo. A Catania, ancor prima dei giorni della festa di febbraio, come ogni anno di Sant'Agata, si comincia a discutere in prefettura con la consueta riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, a cui seguiranno altri incontri. A parteciparvi anche il neopresidente del Comitato della festa, Carmelo Grasso. Per me è la prima volta appunto come presidente, è una nuova esperienza dal punto di vista personale, cercherò di rendere al meglio il mio servizio, mettendomi a disposizione della comunità. In prefettura tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Trantino e anche il parroco della cattedrale Barbaro Scionti. Questo è stato un primo incontro interlocutorio in cui abbiamo visto tante cose. Io ho detto, scherzando, non a 360 gradi ma a 380, che è una cosa che non esiste, un modo per dire che davvero abbiamo parlato con larghezza e con tanta serenità e tanto spirito di collaborazione. Prime interlocuzioni dunque fra tutti gli attori che dovranno gestire e assicurare la sicurezza durante i giorni della festa di Sant'Agata.
2.500 euro per un corso di abilitazione all'insegnamento. A Catania protesta degli studenti universitari davanti al monastero dei Benedettini per dire no alla riforma sul reclutamento dei docenti che prevede la frequenza di percorsi formativi a pagamento che permettono di acquisire i 60 crediti necessari all'abilitazione. Ce ne parla Emanuela Corsi. Oggi è necessario un insegnamento libero, è necessario poter diventare docenti senza dover pagare 2.500 euro. Studenti universitari in protesta davanti al monastero dei Benedettini di Piazza Dante di Catania contro la riforma sul reclutamento dei docenti del governo Meloni. Nel nuovo regolamento vengono introdotti nuovi e stringenti criteri per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Oltre alla laurea bisognerà ottenere anche 60 e non più 24 crediti formativi universitari attraverso dei corsi obbligatori che avranno dei costi fino a 2.500 euro a carico proprio degli studenti. È inammissibile questa manovra presente all'interno di questo decreto e che l'accesso all'insegnamento debba essere sì regolamentato ma sicuramente più libero. Un calcio alla cultura a tutti gli effetti e penso che gli insegnanti debbano essere valorizzati nella loro figura professionale e non penalizzati con un percorso che rende il tutto tortuoso e difficile. Proviamo a dargli una mano, proviamo ad aiutarli a diventare insegnanti anche quando non possono permettersi quei vergognosi 2.500 euro per partecipare a quel concorso, per conseguire quei 60 CFU per l'abilitazione. Inoltre l'accesso ai percorsi formativi universitari che permettono di acquisire i 60 crediti richiesti sarà a numero chiuso nel rispetto del fabbisogno stimato. Noi non siamo neanche sicuri di poterci rientrare, non soltanto per la problematica economica, ma perché ci potrebbero dire abbiamo bisogno soltanto di 10 insegnanti e quindi facciamo il corso di abilitativo soltanto per 10 insegnanti. La formazione è un diritto dello studente, dicono i manifestanti, è uno strumento indispensabile di crescita delle professionalità che operano all'interno della scuola. Per questo deve essere garantita indiscriminatamente a tutti e deve essere strutturale nel tempo ed erogata dalle istituzioni statali. In Sicilia il bullismo colpisce un ragazzo su 4. Adesso un progetto pilota aiuterà gli studenti a sconfiggere i soprusi e il cyberbullismo. Il percorso, che mira a diventare modello per altre aree del paese, è stato presentato questa mattina a Palazzo d'Orléans a Palermo. Marco Gulà. Era sabato 11 novembre e Gabriele, tredicenne, vittima probabilmente di bullismo, si toglieva la vita sulle scale di casa a Villa Grazia di Carini, un suicidio che ha scosso e scioccato anche il mondo della scuola. A distanza di qualche giorno da quel gesto, la Regione Sicilia questa mattina ha presentato assieme all'ufficio scolastico regionale un progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il bullismo, prima il crack, la regione, il governo regionale è molto sensibile, vicino a chi soffre, genitori che pagano un prezzo per figli che soffrono questa patologia. Noi stiamo facendo la nostra parte, stiamo investendo in termini finanziari ma anche in termini di risorse umane, coinvolgendo anche la scuola, il mondo didattico, coinvolgendo i genitori, quindi sono progetti trasversali. Il 23% degli studenti siciliani dichiara di essere stato vittima di bullismo, il 7% di episodi di cyberbullismo, mentre il 17% ammette di aver preso parte a casi di bullismo e il 7% a quelli di cyberbullismo. È quanto emerge dal report regionale dello scorso anno, dati assolutamente inquietanti. Prevenzione e contrasto del fenomeno, quindi prevenzione intesa come attività di formazione a tutto tondo, formiamo docenti, formiamo studenti e la novità formiamo anche genitori, questa è una delle novità di questa proposta progettuale, e contrasto nel senso che poniamo in essere una serie di protocolli di monitoraggio dei casi, di presa in caso della gestione dei casi e di risoluzione con una linea telefonica dedicata e con una serie di partner che abbiamo cercato di riunire intorno al progetto di tutto rispetto, perché abbiamo Telefono Azzurro come Fondazione Nazionale che, come sapete, ha un'esperienza sulla gestione dei casi avendo una linea dedicata. Un progetto pilota che potrebbe diventare modello per altre aree del paese. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il calcio, Catania e Messina già in piena settimana lavorativa per la prossima giornata. I giallorossi affronteranno la capolista Juve Stabia, mentre i rossazzurri saranno di scena in trasferta col Giuliano.
Il successo con la Turris è servito a dare entusiasmo e ricostruire fiducia, ma adesso Cristiano Lucarelli ha il compito di plasmare il Catania secondo la sua mentalità e la trasferta di Giuliano diventa una tappa importante nel cammino di ripresa dei rossazzurri. L'intensità degli allenamenti è cresciuta, la carica del gruppo anche, il modulo probabilmente cambierà anche se non di molto, mantenendo la difesa a 4, magari con un solo riferimento offensivo dietro cui potranno inserirsi gente come Chirico o Bocic. C'è tempo per pensarci da qui a sabato quando la comitiva rossazzurra partirà per la Campania. Intanto però c'è da affrontare il tema delle assenze. Il report medico di inizio settimana ha confermato la gravità dell'infortunio dei centrocampisti Rizzo e Ladinetti. Il primo dovrà operarsi al ginocchio per una persistente gonalgia e l'intervento sarà effettuato in artroscopia. Ladinetti ha accusato una frattura roturea composta con tempi di recupero da verificare. Anche a Messina si cerca di ritrovare fiducia ed entusiasmo, il momento non è positivo, 4 sconfitte consecutive, la sfida alla capolista Juve Stabia all'orizzonte. Sabato pomeriggio al Francoscoglio è una situazione di classifica peggiorata nell'ultimo mese e mezzo. Non c'è da sorridere, ma la squadra prova a fare quadrato. Ieri sera tutti a cena insieme, giocatori e staff, col presidente Sciotto che ha confermato Modica. Sino a gennaio non si tocca nulla, ha detto. Una risposta è attesa dal campo. La Juve Stabia arriverà senza 3 squalificati e reduce da 2 pareggi consecutivi. Non un momento semplice per la capolista. E il Messina vuole e può approfittarne. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.